Noi abbiamo iniziato a collaborare con l'ITS perché la nostra principale problematica era trovare personale qualificato, soprattutto nei ruoli tecnici, in particolare in area manutenzione, vista la complessità e la dimensione dei nostri impianti che hanno una vasta gamma di tecnologie impiegate e con un elevato livello di automazione. Siamo diventati partner soci dell'ITS proprio con l'obiettivo di riuscire a incontrare questi giovani, queste risorse, fin dal momento in cui si stanno ancora formando, per avere una maggiore opportunità proprio di avere delle risorse disponibili. Ecco, noi abbiamo già all'interno del nostro organico in manutenzione un ragazzo che si è diplomato qui all'ITS 3 anni fa, e abbiamo un altro ragazzo che sta facendo il tirocinio, ha finito il primo anno, adesso collaborerà con noi quest'estate, lavorando attivamente all'interno della manutenzione. Poi, finito questo periodo di collaborazione estiva, eh, partirà per la nostra sede in Polonia, per il nostro stabilimento in Polonia, assieme a un suo collega, per il progetto Erasmus. Quindi per un mese e mezzo all'incirca, sino alla ripresa delle lezioni del secondo anno, staranno presso la nostra sede in Polonia per vivere anche là l'ambiente della nostra fabbrica, dei nostri impianti produttivi, e fare un'ulteriore conoscenza con la Siemens, diciamo. Ecco. Nello specifico l'ITS è un qualcosa in più che, a mio parere, completa ulteriormente la formazione dei ragazzi che possono avere alle spalle, ad esempio, già una maturità di un istituto tecnico o anche un altro percorso scolastico, e li prepara in maniera molto mirata proprio ad incontrare l'azienda, ad incontrare il mondo del lavoro. Il progetto, che prevede 3 giorni in aula e 2 giorni in azienda, è qualcosa di estremamente efficace, estremamente positivo, perché i ragazzi vivono nel concreto la vita dell'azienda, e dal primo giorno successivo al termine del loro ciclo, questo ciclo di studi biennale, sono immediatamente operativi. E questo è un grosso vantaggio per l'azienda, perché si coniugano conoscenze tecniche superiori a quelle di un istituto tecnico, che, se ben fatto, è già un'ottima scuola, a mio parere, con una conoscenza della vita e delle esigenze pratiche dell'impresa, che fanno proprio di questi ragazzi merce rara, vorrei dire, ecco, appetibili alle aziende. Se poi si unisce anche la possibilità che questi ragazzi abbiano fatto lo stage, il tirocinio, che sono 2 anni, ecco, ripeto, con due giorni a settimana passati in azienda, si coniuga proprio veramente la possibilità di avere un'operatività immediata, con soddisfazione per i ragazzi e con soddisfazione anche per le aziende, per le imprese.